Tutto sembra pronto, suona la campana e parte Pirandello a testa bassa, molto bene, vicino molto bene il pallone. Ora Chiesa di San Benedetto la affronta benissimo, era quello il punto critico tenuto un po' da tutti, l'ha affrontata egregiamente Pirandello e sta correndo di gran carriera in via Roberto percorre il tratto di via Calai. Ed ora Pirandello nei pressi della curva della Fontanella de Pretis a 30 secondi, ha un po' rallentato in questa fase, 35 secondi, stessa senza di Porta San Martino. Si rigetta in via Bersaglieri, ancora tratto in discesa per pallone di Porta San Martino. È in vantaggio, dobbiamo dirlo, rispetto al tempo veramente molto veloce da San Benedetto, 50 secondi, ma di pochissimo. Ed ora è 55 secondi in vantaggio rispetto a tutti gli altri. 57 pallone secondi di Porta San Martino, miglior tempo intermedio per Porta San Donato con Pirandello, addirittura 6 secondi di vantaggio su San Benedetto. Vedremo in questo tratto finale che cosa l'ultimo farà. tratto per Porta San Martino, percorre la curva, ancora pallone che continua con il avanza ancora Pirandello e classica andatura. Sembra avere incertezze, questo è il tratto più difficile, ma Pirandello lo sta affrontando in maniera più che egregia. 1 minuto e 30 secondi, 1 minuto e 30 secondi per tempone. San Martino ancora continua a briglie sciolte a tracciare a percorrere il tracciato e sta per arrivare in Piazza Grande. Pallone 1 minuto e 50 secondi e arriva in questo momento 1 minuto e 53 secondi. Abbiamo forse potrebbe sicuramente il miglior tempo e di gran lunga. Gioia da parte del allenatore, bellissime queste immagini dalla Piazza Grande, veramente una grande corsa, con Laurica il allenatore, che sono veramente contenti della prestazione alla piazza, una grande gara di Pirandello, veramente una grande gara. E attenzione al tempo per Pirandello di San Donato. Un primo e 53 secondi. Attenzione, Fa il record. un primo nuovo record.